Resistere non è solo giusto, ma un dovere, soprattutto per noi giovani, che viviamo in un mondo sempre più complesso ed in cui la libertà e la pace possono essere messe in discussione in ogni momento. Ogni giorno, infatti, vediamo cosa sta drammaticamente avvenendo in Ucraina, uno Stato sovrano invaso da un'altra nazione, creando morte e distruzione nel cuore dell'Europa, in cui la popolazione resiste a una guerra che, come tutte le guerre, doveva essere evitata. Consentitemi innanzitutto di esprimere la mia soddisfazione davvero nel vedere di nuovo questo cortile pieno di gente. Sono state 2 celebrazioni tristi. È vero, forse non abbiamo il cuore completamente libero oggi per festeggiare, perché le notizie che ci arrivano sono ancora notizie angosciose, però indubbiamente poterci ritrovare qui a festeggiare un momento della nostra storia che, come è stato detto, si ripercuote nell'insegnarci a non ricadere negli errori del passato. Bene, vederci di nuovo tutti insieme è per me, che rappresento in questo momento ancora la cittadinanza, davvero un momento di felicità e di speranza. La cerimonia istituzionale si conclude con l'augurio a tutti e a tutti di una buona festa della liberazione. Grazie a tutti.